Il compleanno di Bernoccolo. Ciao piccoli amici! Dovete sapere che durante una gita scolastica Cilindro è entrato da solo in una valle misteriosa, dove ha incontrato dei cuccioli di dinosauro, i dinocuccioli. Cilindro non ha tenuto per sé questa scoperta, ma ha voluto condividerla con il maestro Giovanni. Subito il maestro chiama tutti i compagni di classe e dice loro: Cilindro mi ha raccontato di aver incontrato dei nuovi amici qui vicino. Che cosa ne dite se andiamo a conoscerli? Subito, subito! Rispondono tutti in coro. Cilindro, seguito dai suoi amici, ripercorre il cammino che l'aveva portato nella valle misteriosa. Ma quanto manca? Chiede senza nome, alzando uno dei suoi cartelli. Pochissimo, lo tranquillizza Cilindro. Ancora pochi passi. Entrano nella valle e subito incontrano Dentino, che li accoglie sorridendo. Ciao conigliosauro, che bello rivederti. Sono felice che tu abbia portato tanti amici con te. Prima di tutto io sono Cilindro e non un conigliosauro, precisa il coniglietto. E questi sono i miei amici. Naturalmente si presentano anche il maestro Giovanni e la maestra Adele. Ah, che bello avervi oggi qui, dice sorridendo la maestra. Siete arrivati proprio in tempo per fare gli auguri di compleanno a Bernoccolo. Naturalmente i mini cuccioli si aspettavano anche una festicciola in onore di Bernoccolo. Invece la maestra riprende normalmente la lezione. Olli però non è d'accordo. Alza la zampetta e dice: tutto qui? Ma non fate dei regali per festeggiare il vostro amico? Regali? Che cosa sono i regali? Interviene molto interessato Bernoccolo. I regali sono dei doni che si fanno a chi compie gli anni, spiega con precisione portatile. Insomma, cari amici, avete capito? I dinocuccioli non sanno che cosa siano i regali. I mini cuccioli non aspettano neppure un secondo e si mettono all'opera. Devono trovare e creare dei doni per Bernoccolo. Diva e Cocò raccolgono un bellissimo fiore, avendo cura di sceglierne uno con lo stelo già spezzato dal vento. Cilindro e Gelsomina si procurano delle noccioline. Chissà cosa serviranno. Senza nome, Pio, Federico e Ciccio trovano una foglia enorme che fa il caso loro e la prendono. Cangiante e Nicola si avvicinano al laghetto e trovano una meravigliosa ninfea. Queste campanule fanno proprio il caso nostro, dice Olli soddisfatta. Sono perfette, le fa eco portatile. Spacca e Trillo sono davvero curiosi di sapere quali regali riceverà Bernoccolo e pensano che i regali siano proprio una bella invenzione. I regali sono pronti. Diva e Cocò hanno preparato un bellissimo fiocco. Cilindro e Gelsomina una spilla nocciolata. Il gruppo composto da senza nome, Pio, Federico e Ciccio un'elegante cravatta. Cangiante e Nicola una coloratissima coccarda. Ecco che arrivano anche Olli e Portatile. Sistemano le campanule sul collo di Bernoccolo e Olli comincia a suonare una melodia che sicuramente voi già conoscete. Pam, pa, pam, pam, pam. E tutti iniziano a cantare. Tanti auguri Bernoccolo, tanti auguri a te. Ci avete fatto una bellissima sorpresa facendoci scoprire che cosa sono i regali, dice la maestra Adele. E adesso possiamo fare una merenda tutti insieme con una bella fragolina. Se le fragole sono così, dice ridacchiando Cilindro, chissà come saranno le carote. Pancia mia, fatti capanna! È tutto pronto per la festa di compleanno. Ci sono i regali, c'è una bellissima torta con le candeline. Adesso tocca a Bernoccolo. Dai Bernoccolo, soffia, soffia, forte, forte! Ops! La prossima volta che festeggiamo il compleanno di un brontosauro, dobbiamo ricordarci di farlo soffiare un po' più piano. Dopo questa magnifica avventura, anche i dinocuccioli sanno che cos'è un regalo di compleanno. Arrivederci, piccoli amici. Tornate presto e siate felici.